Buongiorno da Leandro Maggi, siamo qua in uno studio di registrazione con Giancarlo Bragion, che è l'autore di un libro interessante secondo me, che è Cambiare una vita, dal pensare al fare all'essere. E naturalmente siamo qua con l'autore. Buonasera Giancarlo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Leandro. Allora, che dire, è un libro molto interessante, è un'autoanalisi, no, più che autobiografia è un'autoanalisi. Tu ti sei laureato facendo un altro lavoro, ti sei laureato e questo ti fa vanto in maniera adulta. A quanti anni ti sei laureato? 60 anni, Quindi, un bambino. quindi, diciamo che hai realizzato anche un sogno, tra l'altro nel libro parli di autostima che è aumentata molto con questo tipo di laurea. Vogliamo parlare di questo libro, perché hai avuto l'esigenza di farlo? Beh, l'esigenza di farlo per completare un percorso di miglioramento personale, per arrivare a una visione positiva del mondo, diciamo, e del controllo, soprattutto il controllo delle emozioni. Perché penso che il controllo delle emozioni sia molto importante per fare qualsiasi scelta. Ecco, io non voglio spoilerare il libro che è fatto a capitoli molto interessanti. Fuori onda parlavo la cosa che mi ha colpito di più, parlavo tu sei rimasto orfano di babbo giovanissimo, ne parli nel libro, ne parli in maniera anche accurata e anche con una sensibilità particolare e dicevi che essendo poi diventato padre hai imparato tu molto da tuo figlio e non viceversa. Cos'è che ti è mancato di più e cos'è che hai imparato da tuo figlio? Beh, diciamo che quando ti viene a mancare il padre a un'età di 11 anni come è stata la mia, ti sembra di cadere dentro di un burrone, non hai più una sicurezza per poter fare una vita tranquilla, insomma. Per cui ti viene a mancare quell'insegnamento che dovrebbe esserci, che tutti avrebbero bisogno, no, per avere questa vita in sicurezza, diciamo. Per cui ho dovuto ad affrontare la mia infanzia e poi la mia giovinezza con altri insegnamenti che non erano quelli paterni. E questo secondo me è stato anche un motivo che io non ho trasmesso a mio figlio questi insegnamenti in pratica. Lo pensi tu o tuo figlio te l'ha detto? No, non è che me ne ha detto, però ho visto certi comportamenti che rispecchiano quelli miei in pratica e quindi mi sembra di aver intravisto questo. E tra l'altro tuo figlio abita in Australia, molto lontano, quindi quanto ti manca tuo figlio? E quanto manchi tu a tuo figlio? Sì, mio figlio mi manca tanto e la distanza è enorme, sono 3 anni, 3 anni e mezzo che non lo vediamo e per cui non abbiamo insomma, quel rapporto che ci dovrebbe essere tra un figlio e un padre, insomma, tra un padre e un figlio. Ecco, ti parlavo che il tuo è un libro di autoanalisi, tu tra l'altro sei laureato in psicologia, in particolare, Scienze tecniche e psicologiche. ecco, quindi ti sei messo a nudo, cioè quanto è fatica mettersi a nudo? Diciamo inizio tanto, dopo viene normale, è come un'abitudine, Ah sì? certamente. Ed è terapeutico? Potrebbe essere terapeutico, sì. Per me è lo stato. Sì. Sì. E niente, è un'analisi metacognitiva, sono delle esperienze metacognitive che ti portano a capire dei concetti che poi diventa un'abitudine. Questa abitudine qua ti porta a pensare diversamente e quindi se noi pensiamo diversamente possiamo fare delle scelte diverse, possiamo avere dei comportamenti diversi, possiamo magari migliorarci. Soprattutto è quello che io ho puntato, perché il miglioramento con la comunicazione con gli altri è fondamentale, per cui ritengo che l'amicizia sia un valore molto alto. Amicizia, libertà sono due valori che io ho, diciamo, rispolverato facendo quel libro lì, perché ho trovato tantissimi amici
durante il percorso, soprattutto uno che è stato fondamentale per me è Fausto Fusetti. Ecco, noi tra l'altro siamo nello studio di Fausto, uno studio di registrazione. Fausto è un musicista e tu stai presentando, o meno, hai in progetto quest'estate di presentare il tuo libro addirittura in tutta Italia. Però è una presentazione molto particolare perché con la sensibilità tua, associata alla sensibilità di Fausto Fusetti, avete associato al tuo libro anche una serie di canzoni che tra l'altro non sono in italiano ma che sono proiettate anche al mercato estero. Quanto è importante poi mettere a confronto due sensibilità, la tua più scritta e la sua più musicale? Beh, insomma, ci completiamo. Lui ha bisogno di me e io ho bisogno di lui. Questo è il succo del discorso, che però ci ha dato molte soddisfazioni, perché abbiamo scritto canzoni inedite, abbiamo fatto delle musiche inedite, per cui e poi conosciuto diversi artisti che hanno accettato di cantare, artisti anche internazionali. Dopo magari Fausto vi dice... Chiamiamo Fausto qua con noi e così ne parliamo anche con lui. E ci ha raggiunto Fausto Fusetti. Fausto Fusetti, per chi non lo conosce, è un musicista, è showman, ma è un personaggio molto particolare. Tu scrivi canzoni, hai scritto canzoni per tantissimi artisti, tra l'altro so che hai dei contatti in Russia in particolare. Non parliamo adesso della Russia, di quello che sta succedendo, però sicuramente è un mercato che se riprende, vede te tra i protagonisti. Come hai fatto a incontrare lui e cosa ti ha portato di valore aggiunto e viceversa il vostro incontro? Ci siamo trovati, ciao, buonasera a tutti. Noi ci siamo trovati esattamente 2 anni fa, circa, giusto a settembre. Lui me ne ha presentato un amico e da lì è nato tutto. Insomma, lui mi ha detto che scrive un libro, io ne avevo scritto uno, l'avevo musicato, e fa: ma possiamo musicare anche questo? E allora ci siamo messi giù, io e lui, insomma, sai, a me piace comporre musica e quindi ho trovato delle melodie bellissime. E abbiamo fatto la prima canzone e dopo abbiamo fatto la seconda, la terza, avanti così col libro. Però mentre andavamo avanti parlavamo: ma perché non possiamo farlo anche nelle varie lingue? Io conosco diversi artisti a livello internazionale, no? E allora abbiamo parlato con questi miei amici, insomma questi cantanti, e tutti hanno aderito subito sì a questo progetto, anche perché insomma è cantato in spagnolo, in francese, in inglese e in russo, che è Olga Varvus, posso dirlo il nome, quindi è una grandissima cantante, in Russia è conosciutissima. Prima di lei lavora sul primo canale russo e quindi è un'artista insomma finita, e solo lei avermi detto è importante, sì, solo lei che mi ha detto sì. Per me insomma, è andata cosa in grandissima. Ricordiamo che in questo libro sarà poi corredato quando andrà in vendita. Tra l'altro ci diceva Giancarlo, la vendita sarà fatta attraverso le serate che voi poi proporrete e poi magari vi comunicheranno le librerie, forse anche su Amazon eccetera. Ecco, quindi comprando il libro avrete questi 2 CD. 2 CD, sì. Uno è in lingua praticamente in italiano, ci sarà il CD in italiano, però gli italiani possono ascoltare anche gli stessi brani nelle altre lingue, quindi ci sono 2 CD, che poi anche il secondo CD, il volume 2, ci sono anche delle foto dei cantanti, degli artisti, tutti quelli che hanno lavorato per il libro, insomma, ecco, che hanno abbracciato questa opera, perché mi dicono che non è un libro, è un'opera, perché è venuta fuori bellissima, anche parlando con maestri, anche con dei maestri che conosco, amici miei, hanno fatto i complimenti, anzi si sono emozionati su certi brani, come ci siamo emozionati io e Giancarlo, mentre eravamo proprio qua in studio a suonare, ci veniva di tutto, però se noi ci emozioniamo, cioè anche gli altri. È la regola dello spettacolo. Allora, diciamo che è una creazione originale senza precedenti.
Guarda, io vedo l'ora ci sarà la presentazione ufficiale per invito, adesso non vogliamo spoilerare, probabilmente ci saranno i social che vi informeranno tutto. Io ringrazio naturalmente Fausto Fusetti, che conosco benissimo, e ringrazio Giancarlo Bragion, che ho conosciuto in questi giorni, veramente una persona di una sensibilità unica, e ti ringrazio di avermi concesso questa intervista, e complimenti, veramente, è una grande e bella opera. Grazie Fausto. Grazie anche a te.